La questione profughi divide Lega e PDL. A braccetto, non senza polemiche, alle ultime amministrative i partiti di maggioranza si spaccano all'indomani dell'appello della Caritas sull'urgenza di trovare una sistemazione ai 373 africani in arrivo nella Marca. I sindaci del PDL hanno già ricevuto istruzioni in merito. Ai nostri sindaci noi diamo nitidamente l'indicazione di collaborare e di trovare una sistemazione decente per i profughi che il governo indirizzerà nei comuni del Veneto. Rifiutare i profughi è il frutto di una volontà politica da censurare, incalza Castro, ed il riferimento non può essere che alla presa di posizione leghista, ribadita oggi dal presidente della giunta regionale Luca Zaia. E la se finisca di girare il problema alla regione. E il prefetto Lamorgese è la persona incaricata per gestire, i sindaci si lamentano, non li vogliono, sono con i sindaci, del resto io vengo da un partito che ha sempre parlato chiaro rispetto agli immigrati. Insomma, dopo il vertice in prefettura dove il solo sindaco di Silea aveva immediatamente dato disponibilità ad ospitare i profughi, il quadro che si sta delineando in provincia sembra ancora molto fumoso. Il vescovo Monsignor Gardini invita i sindaci a riflettere sul recente appello di Papa Benedetto XVI in visita a nord-est, ovvero non abbiate paura di chi arriva da lontano. Il prefetto intanto accoglie l'appello della Caritas. Adesso vedremo di fare una riunione anche per sollevarli un pochettino da questo onere che stanno affrontando solo loro.